Oggi alla pescheria al Minuto di Chioggia non si poteva camminare da tanta gente vi stava transitando o per fare acquisti o per curiosare. D'altronde l'usanza del cenone di Natale fa sì che o alla vigilia o proprio alla festa si mangi in compagnia e si mangi bene. E cosa c'è di meglio a Chioggia se non il pesce? I pescherecci non hanno saltato giornate grazie al bel tempo e hanno potuto pescare fino all'ultimo, portando al mercato le prelibatezze della stagione. Chi organizza il cenone in casa o al ristorante ha potuto scegliere quindi il menù per la serata facendo i conti con i gusti e con il costo, oltre che con le proprie doti culinarie. Vedere il mercato del pesce così affollato ribadisce ancora una volta la fama del pesce di Chioggia, tradizionalmente città della pesca, che vede un PIL importante derivare proprio dalle attività della pesca, mare, laguna e allevamento e da tutte quelle che vi derivano. Nonostante per il pesce di Chioggia, grazie alla fama che si è creata nel tempo, la clientela giunga anche da fuori provincia, alcuni banchi sono vuoti e ribadiscono il timore di investire in questa attività, come in molte altre di imprenditoria. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni potrai entrare in una speciale comfort zone, la cabina per la tua bellezza. Ti potrai rilassare e prenderti del tempo per te, accudita da Alessandra, che userà per te le creme più adatte per darti energia, vigore, relax. L'idea regalo di questo Natale: una seduta in cabina beauty, una coccola per la persona che ami e a cui tieni. Solo alla farmacia San Giovanni, a Borgo San Giovanni, aperta tutte le domeniche mattina. Alla cartoleria Pegaso ci trovi aperti anche il 24 con orario però morbido dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo e dalle 3:30 alle 5:30. Approfittiamo per fare gli auguri di buon Natale a tutti quanti e se volete appunto ci vediamo anche domenica. Ciao! Dunque, torniamo a questa fatidica notte del 21 dicembre scorso in cui il Consiglio Comunale ha votato appunto questi provvedimenti di bilancio in cui salvando praticamente l'amministrazione al Melau, e torniamo a questo famoso rinvio di questo progetto urbanistico, questo provvedimento urbanistico che ci sono stati due provvedimenti, uno che praticamente non è stato rinviato, è stato votato ed è stato bocciato a larghissima maggioranza, credo 18-1, 18 voti tutti contrari di questa realizzazione urbanistica. E l'altro, il buon Roberto Rossi, ve li faccio sentire il suo intervento, in cui chiede che non è a conoscenza, non sapeva abbastanza valutare questo progetto, per cui chiedo il rinvio. Allora, c'è una proposta abbastanza di questo provvedimento e chiede il rinvio, e quindi il rinvio è stato votato, tra l'altro anche con i voti della maggioranza, tra l'altro. Ecco. Allora, innanzitutto, lo ripeto, l'opacità, dico opacità, ma bisogna usare qualche altro termine, della Maria Rosa Boscolo, che è uscita dall'aula perché il progetto è di suo cognato. Ricordo sempre che a differenza della Segantin e del Chiodoro, che sono usciti dall'aula dichiarando che, essendo che loro progettisti, si sentono in conflitto di interessi e quindi non hanno partecipato al voto. Rossi lui dice che non sa niente di questo progetto, no? Il progetto del cognato della Maria Rosa, la sua collega di lista, seduta di fianco, e lui dice che non sa niente. Vabbè, siamo persi, vogliamo, su questo discorso qua. E invece c'è un altro fatto che siamo venuti a conoscenza dopo, e c'è questo provvedimento per quanto riguarda l'ufficio dei lavori pubblici, che manda un documento alla giunta, al segretario generale e al dirigente del settore urbanistica, settore edilizia privata, in cui dice: coordinamento attività amministrative in merito al PDC. In seguito di quanto concordato in sede congiunta in data 6/11/2023, si chiede con la presenza di sospendere momentaneamente l'iter amministrativo relativo al rilascio del PDC 8/2023, protocollo eccetera eccetera, e alla relativa proposta di deliberazione consiliare numero 299/2023, al fine di armonizzare le azioni previste in esso
con superiori interessi pubblici sulle aree circostanti in relazione al progetto del nuovo lungomare adriatico e della riqualificazione dell'arena per gli spettacoli all'aperto, vedi delle aree limitrofe. Ve lo metto in copia così lo potete vedere. Cioè, questo provvedimento, che è del progettista e il cognato della Maria Rosa, quelli due che dicono che vogliono bene la città, loro amano la città, però quando c'è il progetto del cognato, la Maria Rosa esce e sta zitta, e il Roberto Rossi, a differenza dell'altro provvedimento, dice: ma io non ne sono tanto a conoscenza, rimandiamolo, e la maggioranza vota e lo fa rimandare. Ecco, allora praticamente questo documento significa che quel progetto non va bene in quel posto perché va a ostacolare, può andare a ostacolare la realizzazione di una strada che serve ai fini pubblici in pratica, e chiede proprio che non deve, proprio lo manda, cioè l'ingegnere Stefano Penzo manda alla giunta, al segretario comunale, manda questo documento e dice: sospendilo e non portarlo in consiglio comunale. Questi non solo lo portano in consiglio comunale, ma a un certo punto, forse, non so, forse speravo che lo votarono, vista la situazione, chi chiede il rinvio? Il Roberto Rossi, che insieme con la Maria Rosa, il che è cognata di questo qua che ha fatto il progetto. Praticamente, senza dire altro, diciamo che evidentemente per il Consiglio Comunale ci sono dei progettisti di Serie A e dei progettisti di Serie B. Quello che è stato bocciato è un progettista di Serie B, cattivo, brutto, antipatico, bocciamolo. Quello di Serie A, cognato della Maria Rosa, intanto rimandiamolo e poi vedremo. Non doveva neanche andare in consiglio, Il sindaco ieri ha mandato un documento in cui ringrazia anche le forze di minoranza responsabili per il bene pubblico. No comment. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink. La città è pronta ad accogliere il Natale con i bei presepi realizzati nelle parrocchie, anche se alcuni artisti locali hanno dovuto rinunciare. Mancanza di spazi dove potersi mettere all'opera, la motivazione ribadita più volte. Il gruppo d'arte popolare ha realizzato il presepio a San Giacomo e al Don Bosco, realizzato da altri anche quello di Sant'Andrea, d'effetto come lo era lo scorso anno, bello nella sua semplicità anche quello del Duomo. Assente il presepio dei Filippini, realizzato lo scorso anno dalla bottega di San Francesco, che se prima poteva appoggiarsi al Buon Pastore per la collocazione della sede, quest'anno non aveva alcuna base. Peccato, in quanto Manuel Voltolina, la mente del gruppo, aveva numerose idee per dare una collocazione tipica alla Natività e creare quindi qualcosa di unico. La mancanza di spazi adeguati sembra sia stato ciò che ne ha impedito la realizzazione. Sia il gruppo d'arte popolare che la bottega di San Francesco erano alla ricerca di spazi anche comuni in cui proseguire quest'arte e a suo tempo avevano fatto richiesta all'amministrazione che al momento non è ancora riuscita a trovare una sede adeguata, anche in quanto molte strutture comunali necessitano di essere messe a norma. Non si tratta di dare una mano di bianco alle pareti, ma di rifare gli impianti e di mettere in sicurezza e strutturare una coibentazione adeguata. Cose lunghe quindi, vista anche la mancanza di fondi sufficienti. Da Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia, trovi i più bei regali di Natale, profumi chic, linee beauty per lei e per lui, per dare risalto al tuo fascino. Su tanti cofanetti avrai il 30% di sconto e ogni giorno una sorpresa dedicata alla tua bellezza. A Natale, chi ama sceglie Naima. Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia. I nigeriani
sospettati di spaccio e di sostanze stupefacenti presso il sottopasso ciclopedonale tra via Rizzardi e Dante. Entrambi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Venerdì 15 dicembre una pattuglia appiedata del nucleo operativo ha sorpreso in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino nigeriano a Mestre in via Sernaglia. Il soggetto è stato deferito all'autorità giudiziaria. Sabato 16 dicembre il nucleo operativo impegnato in un servizio antidroga a Mestre ha deferito un noto sospetto spacciatore nigeriano per la cessione di cocaina a un tossicodipendente. Martedì 19 dicembre, sempre a Mestre, il nucleo operativo ha denunciato un altro sospetto spacciatore nigeriano che aveva ceduto cocaina a un tossicodipendente. Mercoledì 20 dicembre, nel pomeriggio, un sospetto spacciatore è stato individuato alla fermata del tram Lavelli a Marghera, deferito all'autorità giudiziaria per la cessione di eroina. Giovedì 21 dicembre, agenti del nucleo operativo hanno intercettato un sospetto spacciatore tunisino nella zona della Brenta Vecchia, deferito per possesso di cocaina. Tutti i soggetti sono stati sanzionati amministrativamente con 450 euro e allontanati dalla zona per 48 ore secondo il regolamento di polizia e sicurezza urbana del comune di Venezia. L'assessore alla sicurezza Elisabetta Pescia commenta: un lavoro significativo è stato svolto con professionalità dal nucleo operativo della polizia locale per contrastare lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti. Gli interventi mirati hanno contribuito a reprimere le attività illegali nelle zone più critiche, dimostrando il nostro impegno deciso contro l'illegalità. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. I consiglieri regionali del Partito Democratico Veneto, Jonathan Montanariello e Vanessa Camani, hanno espresso preoccupazione riguardo al processo di accorpamento degli istituti scolastici nella regione. Notano che la mancanza di coinvolgimento delle parti interessate ha segnato pesantemente questo piano e ritengono che sia vitale sospendere ogni decisione, seguendo l'esempio della Regione Lazio, che ha posticipato gli accorpamenti al 2025. La decisione della Conferenza regionale permanente per l'istruzione del Lazio di rinviare gli accorpamenti è una scelta saggia, hanno affermato Montanariello e Camani. Questa situazione dovrebbe spingerci anche in Veneto a considerare un rinvio simile, consentendo così l'avvio di un costruttivo confronto con sindacati e altre parti coinvolte. È fondamentale aprire questo dialogo considerando le numerose preoccupazioni espresse sulle criticità emerse dal piano in corso. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. A Natale poi non possono mancare i gustosi panettoni e i pandori artigianali e l'eccezionale tronchetto. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.